E ancora di donne parliamo, in questo caso di Miss, mentre rimane ancora incerta l'assegnazione di Miss Italia tra Salsomaggiore e Jesolo. Nella località balneare veneziana entra nel vivo il concorso di Miss Italia nel mondo. Il 30 giugno sarà decretata la vincitrice. Vediamo. Sono arrivate a Jesolo sotto la pioggia per partecipare a Miss Italia nel mondo. Sono giovani ma non ragazzine, sono ovviamente molto carine e hanno esperienze diverse. Alcune di loro parlano italiano con accenti molto simpatici. Claire Bonetto per esempio ha 22 anni e che sia francese lo si capisce quando ci dice di dove sono i suoi parenti italiani. I miei genitori sono di Cuneo e Padova, i miei nonni. Giovanna Di Palma invece ha 25 anni e arriva dall'Olanda. Ho vissuto i primi 4 anni anche qua e poi sono andata in Olanda perché mia madre mancava alla sua famiglia. Quindi sei olandese? Sì. La macchina organizzativa del concorso, che vedrà la sua serata finale il 30 giugno prossimo al Palaturismo, si è messa in moto. Le ragazze sono state accolte e hanno ricevuto ognuno un primo kit di accessori che servirà loro nei prossimi giorni. A Miss Italia nel mondo sono arrivate per strade diverse e hanno obiettivi diversi. Ho fatto il concorso, la finale a Lussemburgo e mi hanno scelto per fare Miss Italia Francia. Cosa vorresti fare nella vita? Cosa ti piacerebbe fare? Voglio fare lo stage di volo, spero, sì. E se dovessero andare le cose in un altro modo, fare la modella o altre cose del genere? Sì, mi piacerebbe, sì, fare la modella o l'attrice, sì, mi piacerebbe, sì. Giovanna invece non ha mai fatto altri concorsi, non fa la modella ed è a Jesolo quasi per caso. A febbraio mi hanno mandato una opportunità per partecipare se non ero interessato e sono andato e poi tutto quanto alla fine adesso sto qua. Giovanna, che ha i nonni pugliesi, gestisce da 4 anni un ristorante in Olanda e questa cosa l'ha presa come un'esperienza in più da tenere nel cassetto dei ricordi. Sempre lavoro a casa, adesso questa è una cosa che davvero mi piace così tanto, è proprio un'altra cosa che poi dopo è un'esperienza in più.